Amici, fa tanto freddo, questa sciabolata artica che dovrebbe entrare sull'Italia ha già colpito prematuramente le coscienze. È il freddo delle coscienze. Io sto guardando lì e sto guardando lì perché mi immagino un ipotetico pubblico che invece non c'è. La mia è una solitudine assoluta, totale, devo dire anche ben voluta, ben amata, forse anche benedetta. Diciamo che dal punto di vista sociale mi crea qualche difficoltà, perché interagire è una cosa bellissima, ma con questi effetti meteorologici come facciamo? Perché il freddo che cosa fa? Fa venire il ghiaccio e il ghiaccio impedisce anche il movimento delle articolazioni. Chissà se la coscienza possiede un'articolazione, ma questo forse è un discorso troppo elevato e noi è meglio che restiamo a livello bassissimo, rispettando la nostra dimensione di uomini, piccoli uomini. Vi immaginate, ed è facile farlo, salite su un aereo da mica tanto, 500 metri di altezza, e guardate le grandi arterie del traffico dall'alto, vedrete delle cosine nere che si muovono, sono macchine. Pensate, in queste macchine sono ancora più piccoli questi omini, e potrebbe essere che, folgorati da una sottile intuizione, vi venga da ridere, perché pensate, un marito e moglie così piccini che litigano dentro quella macchinina. Che valore ha rispetto alla possibilità di allontanarsi ancora di più e guardare l'intero pianeta azzurro nel suo splendore, nella sua luce? Già, sogni di un creativo, come sono io, il mio mestiere è stato sempre quello, e il tentativo disperato di portare questa creatività nel calcio, che significa tante cose carine, tante cose forse buone anche, tante possibilità che espandono sempre quella famosa coscienza, la possibilità di espandersi creativamente delle meravigliose realtà chiamate bambini che giocano a calcio. Bando alle ciance. Oggi è sabato come sempre e domani abbiamo una partita importantissima come tutte le partite. Monterosi FC, FC penso sempre ad altri significati, per questo mi viene da sorridere, Nuorese, questa benedetta Nuorese che ci fece sudare tantissimo l'altro anno, e io parlai col presidente e lui mi disse: tranquillo presidente, in questo caso lui presidente ce l'avevo io, col fatto che io sono presidente, noi giochiamo con tutte le squadre così. La pausa ci stava bene. Noi non siamo andati in C per una partita Nuorese-Arzachena finita 4-1, se ricordo bene. Purtroppo si vede che la Nuorese proprio quel giorno ha incappato in un momento sfortunato, forse in un trend del campionato ci sta, non tutte le partite riescono col buco. Peccato perché oggi il Monterosi sarebbe già in C, forse con pieno merito. Ma questo è il calcio, questo è la vita. Noi accoglieremo come in un ventre di vacca la Nuorese, l'accoglieremo e faremo una gagliarda partita, e con i sorrisi e con il fair play tipico di no fair, no play, che non è soltanto un gioco di parole, ma è un convincimento profondo del presidente, che sono io, dell'intero staff, di tutti i dirigenti e di tutti i bambini e di tutte le famiglie. Mi piace sottolineare che tutte le nostre squadre giovanili, quasi tutte, sono in testa ai vari campionati. Questo a testimoniare che il lavoro che stiamo facendo comincia a produrre degli ottimi risultati. Come sempre, viva l'Italia, viva gli uomini di buona volontà. Chi potrei salutare oggi che non ho mai salutato? Ma guarda un po', gli extracomunitari.
poverini che arrivano in Italia con l'immagine di una realtà fantasmagorica, meravigliosa, e poverini anche loro poi dopo, però come si fa a non aprire il cuore e alle braccia a chi chiede asilo e nello stesso tempo però chiedere di essere attenti a chi realmente ha bisogno di asilo? Viva l'Italia, l'ho già detto, ma 2 volte conferma ancora di più il concetto, viva gli uomini di buona volontà, viva il Monterosi, viva tutto il campionato di Serie D, ma mettiamoci anche quello di eccellenza, la promozione, la prima, la seconda e la terza categoria. Così abbiamo parlato di tutto il mercato delle illusioni della Lega Dilettanti, che poi, ripeto, la Serie D di dilettanti, ma anche l'eccellenza, ha ben poco, perché stiamo parlando di giocatori che fanno quello, non è che fanno doppio lavoro. Quindi di dilettante cosa c'è? Questa è una bella domanda. Saluto come sempre negli ultimi tempi Pierluigi Betturri, il presidente del Trastevere, che è una persona che merita il rispetto mio e di chiunque. Evviva, evviva, evviva!